Possesso alla Virtus che prova ad attaccare, blocco di Shengelia. Hackett va a cambiare lato, attacca il recupero Bellinelli, 1 contro 1, va su in hesitation, si appoggia di mano mancina Marco Bellinelli. Spesso il rimbalzo è lungo, come in questo caso, quindi può favorire anche l'attacco. Schiacciata di Ismael Bako col passaggio nella tasca di Toko Shengelia che ha l'uso l'intervento. Non male avere un playmaker del genere. Questo è un'azione precedente. Da Paiola, alla cui guardia c'è proprio Spagnolo. Teodosic finta il passaggio dietro la schiena, prova ad attaccare, va su di mano sinistra, c'è il fallo. Passare la mano sotto, guarda, uno scoop come si dice, vedi, gli va sotto. Secondo quarto per la Dolomite Energia, Grazzulis prova a mettersi spalle a canestro con Ogelei, Forrai, 1 contro 1, va su, prova il passaggio, il tiro d'incrocio, bravo Udo, ma a seguire il tiro, si arresta, prova il passaggio a una mano, alla fine vuole andare da Bako, passa letteralmente di Bellinelli, glielo strappa, si torna da Bako, scambio tra i due, tiro da 3 punti. Di Marco Bellinelli. Come detto, Flaccadori è tornato, sta giocando la gara, ma questo canestro di Bellinelli. Dopo il backdoor di un compagno, prova ad attaccare in transizione Shengelia, si va da Bellinelli che va su, si protegge, il rimbalzo è di Bako che va a schiacciare sul rimbalzo d'attacco. Shengelia va per Hackett, poi porta il blocco, Hackett nella tasca per Toko Shengelia, altro passaggio per Bako, reverse di Ismael Bako e stavolta... dall'altra parte e qui uno degli assist per questa schiacciata. Non ne devi abusare, ma quando sei libero devi provare. Hackett fuori per Shengelia, fuori per Ogelei, tiro di Ogelei da 3 punti, rischio di palla persa per Trento, si va da Forrai, Paiola ci prova a mettere fisicità, 5 secondi, dovrà inventare qualcosa Crawford, passa dietro la difesa, non è una grande idea stasera Crawford. Paiola in difesa, blocco di Ladurner, Forrai va da Crawford, altro tiro da 3 punti di Crawford, 6 su 6 per Drew Crawford, quasi deragliato, è stato bravissimo il giocatore americano a tenere il controllo del corpo. Crawford da 3 punti, ancora Crawford, Conti a proteggersi e Trento torna sotto, ma ben sotto perché a meno 16 con schiacciata di Jordan Mickey, un canestro molto importante. Conti che è stato poi autore anche di altre 2, non è il giocatore che casomai ti può dare quell'intensità che pareggia questo livello, però ha fatto una buona partita per ora. Una buonissima partita, come ha fatto una buona partita a... Vediamo se cercherà la penetrazione anche. Hackett passaggio sotto proprio per Mickey, passaggio per Ogelei, schiacciata, punto esclamativo sul match, velleità di playoff ad alto livello. Noi andiamo a sentire le parole di Sami Ogelei che oggi ha disputato una super partita, autore.